Vengo da Padova, ho la sclerosi multipla, una malattia cronica invalidante e spesso degenerativa e vista la mia situazione mi sento in dovere di portare la voce del malato all'attenzione pubblica. Le malattie non sono una colpa e i bellunesi hanno diritto ad essere curati con costanza e professionalità. Hanno scelto la formula del sit-in i rappresentanti del comitato Giù le mani dalla sanità bellunese per manifestare ancora una volta preoccupazione e rabbia per lo smantellamento del sistema sanitario pubblico che in montagna preoccupa da anni. Io sono qui per tenere alta la mia dignità, la dignità delle persone che si trovano in difficoltà e si sentono sole. Non è passata inosservata ai loro occhi la lettera che il sindaco di Belluno, nel ruolo di presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulsuno, ha inviato il 10 agosto scorso al presidente Zaia, all'assessora Lanzarini e al commissario dell'Ulsuno Dalben. Non possiamo ovviamente entrare nel merito della stessa né ci permettiamo di esprimere giudizi riguardo alla modalità utilizzata. Possiamo invece lanciare un appello agli altri sindaci affinché prendano collegialmente posizione denunciando la situazione che si vive in provincia. Appello e invito contenuto nel documento letto a mezzogiorno davanti a Palazzo Rosso, in cui vengono rimarcate le difficoltà del sistema sanitario e i bisogni della sanità di montagna. Si criticano le scelte della Regione Veneto e si chiede l'istituzione della consulta per la tutela della salute dei comuni bellunesi. I primi cittadini devono prendere in mano questa situazione. La sanità pubblica è un loro impegno fondamentale. Il comitato con il coordinamento Veneto Salute Pubblica stanno lavorando a una manifestazione, la terza a livello regionale in programma a Belluno il prossimo 28 ottobre.